Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteoclari in collaborazione con Veneto Orientale Informazione e jesolospiagge.it. Ci troviamo di nuovo qui in piazza Jesolo come la settimana scorsa con uno scenario un po' diverso. La nuvolosità in aumento da ovest purtroppo è arrivata e vorrebbe eventualmente guastare le feste, ma staremo a vedere il weekend come si presenterà nella nostra città e nel Veneto orientale. Questa perturbazione che ora si trova tra la Francia e l'Italia nord-occidentale attraverserà la pianura padana questa notte e domani si trasferirà anche sul nord-est. Purtroppo, ahimè, provocherà qualche temporale, qualche rovescio sparso un po' sul Veneto. La fascia oraria, diciamo, sarà tra le 14 e le 18. Staremo a vedere. Poi del resto la giornata di domani le temperature continueranno a essere sempre gradevoli perché il vento di scirocco favorirà ancora l'aumento termico, mentre domenica ci sarà un graduale miglioramento, un po' di nuvolosità al mattino, però via via andrà migliorando il tempo. Quindi diciamo per il weekend sarà un po' double face, sarà un po' instabile sabato ma meglio domenica. Speriamo bene per la città di Jesolo che si prepara a vivere questo weekend con la festa d'autunno e siamo in mezzo agli spaventapasseri. Speriamo che magari la nuvola minacciosa venga spaventata da questi spaventapasseri che i nostri bambini hanno costruito. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, vi aspettiamo alla festa d'autunno qui a Jesolo e arrivederci, a presto.